partita da Verona 7 anni fa, quindi in Veneto, e torna in Veneto anche quest'anno a Venezia, i protagonisti dell'ortofrutta. Io sono in compagnia di Lorenzo Frassoldati, il direttore del Corriere Ortofrutticolo, che ha organizzato questo modo per rendere omaggio alle persone che si sono distinte in questo settore, e sono tante. Il mio giornale, il Corriere Ortofrutticolo, che è la testata storica del settore ortofrutta italiano, basato a Verona, gli uffici, la redazione sono veronesi, a Verona, è orgoglioso di questo evento che, giunto al 7° anno, ha raggiunto anche una sua maturità importante. Siamo orgogliosi di portare sotto i riflettori, sotto l'attenzione dei media, dell'opinione pubblica e anche agli stessi occhi del settore, le eccellenze imprenditoriali di questo settore, che sono fatte da uomini, da donne che lavorano in un comparto che è uno dei pilastri del Made in Italy e che non ha l'attenzione mediatica che invece meriterebbe per il suo peso economico e per la sua valenza sociale e socioambientale. Ecco, seconda voce dell'export agroalimentare italiano, sì. Dopo il vino, però a differenza del vino si sa meno raccontare il mondo dell'ortofrutta. Perché? È una domanda dalla risposta complicata, perché queste persone non sono abituate a stare sotto i riflettori della pubblica opinione. È un mondo di lavoratori, di imprese che, come dire, lavora abbastanza nel silenzio e che non cerca il clamore dei riflettori, salvo poi spesso magari sentirsi tirata in ballo, magari anche ingiustamente, quando si parla di prezzi alti, di zucchine d'oro, chissà cosa, così. È un mondo che deve trovare una sua visibilità e un suo credito presso la pubblica opinione, e purtroppo i dati del 2018, con il forte calo delle quantità esportate e l'aumento delle importazioni, ci fa capire quanto questo settore sia invece prezioso per l'Italia, per il nostro stile di vita e per la nostra economia. Stiamo correndo dei forti rischi, bisogna porre mano a questo settore e la politica deve pensarci seriamente. Questo tavolo, mi pare di aver capito, tavolo dell'ortofrutta nazionale, io ho letto nel tuo ultimo editoriale, insomma, una riunione c'è stata. C'è una riunione all'anno, è una cosa quasi ridicola. Il tavolo dell'ortofrutta nazionale è stato convocato perché il settore ha bisogno richiede alla politica un'attenzione che finora non c'è mai stata. Ha delle priorità da mettere sul tavolo, queste priorità servono all'Italia, servono al sistema Italia. Bisogna davvero affrontarle, perché l'Italia rischia una crisi forte di competitività, che significa un aumento esponenziale delle importazioni e un calo delle superfici di prodotti che sono l'orgoglio del nostro Paese. Arrivederci a Genova. Arrivederci a Genova, siamo lieti di andare il prossimo anno in una grande regione dell'ortofrutta, pensiamo agli aromi, alle erbe aromatiche, al basilico, eccetera, in una grande regione dell'ortofrutta ferita a causa del crollo del ponte, così siamo lieti di andare là per mettere sotto i riflettori appunto un'altra grande regione dell'ortofrutta come la Liguria. Grazie Lorenzo Frassoldati, direttore del Corriere Ortofrutticolo. Fra i 10 protagonisti del settore ortofrutticolo premiati qui oggi al Molino Stucchi dal Corriere Ortofrutticolo c'è
Ortoromi, questa azienda padovana di Borgoricco. Io sono in compagnia e diamo il benvenuto a Rino Bovo, che è il protagonista, il volto di questa azienda. Diamo il benvenuto anche a Cristiano De Trati, che è il direttore generale. Allora, qual è il vostro business, signor Bovo? Il nostro business è lavorare prodotti insalate, nello specifico prodotti agricoli, lavorati e pronti al consumo per i nostri clienti. Quindi pronti all'uso, insomma. Pronti all'uso. Ma avete cominciato proprio così? No, abbiamo iniziato piano piano, poi il mercato ci ha fatto vedere che su questo canale si poteva spingere e siamo andati di qua. Orgoglioso, contento di aver ricevuto questo premio. Contenti. Insomma, un po' di riconoscimento, no, per aver innovato in questo settore, che è fondamentale non fermarsi mai. Sì. Grazie comunque. Grazie. E siccome è sempre un lavoro di squadra, giustamente, ecco, sentiamo anche il direttore generale. Allora, quali sono, magari ci può dare qualche dato della vostra azienda? Ma chiudiamo il 2018 con l'obiettivo che era quello di superare i 100 milioni di euro di fatturato. Abbiamo anche 700 unità lavorative che nei due stabilimenti, nel territorio campano e nel territorio di Padova, tutti i giorni varcano i confini naturalmente dei due stabilimenti. Ci piace sottolineare il forte impatto innovativo che ha avuto l'azienda negli ultimi 2 anni, naturalmente investendo. Da una parte abbiamo investito su un marchio nostro premium, in un periodo storico in cui era molto difficile naturalmente investire. Adesso abbiamo la nostra identità un po' più forte, ma abbiamo investito anche sul prodotto, ne abbiamo uno, lo vediamo naturalmente qui nel banchetto. Ce l'abbiamo, lo facciamo anche vedere se ce l'abbiamo qua. Eccolo qua. Ed è sintomatico che un'azienda specializzata sull'orticolo, come ha detto il vicepresidente, sulla quarta gamma di verdura, vada a sviluppare innovazione su un prodotto legato anche alla frutta, ed è un po' quello che sta succedendo insomma, nel mercato, che è un po' il confine che dalla quarta gamma arriva fino alla fresh convenience, ed è quello che noi siamo, per quello ci siamo protagonisti, per l'attività imprenditoriale naturalmente dei nostri titolari. Amici, adesso vi parliamo di Prosecco.